Entro il 30 settembre l'80% della popolazione sarà vaccinata, lo dichiara il generale Figliuolo ad un'audizione alla Camera dei Deputati in occasione del decreto sostegni. Pensiamo che sia arrivato il momento di passare al superamento della gestione commissariale legata alla pandemia, cercando fin da subito un intervento di maggiore penetrazione verso la popolazione non intercettata attraverso i medici di base, i pediatri, le farmacie e quant'altro possa contribuire a raggiungere la popolazione. È anche probabile che sarà necessaria una terza dose, ma sarà l'Istituto Superiore di Sanità a dettare le linee generali del possibile intervento e probabilmente ad una distanza di almeno un anno. Più di 13 milioni di italiani risultano vaccinati, quasi un italiano su 4, con oltre 22 milioni di dosi in arrivo a giugno e la soglia delle somministrazioni stabile sopra le 500.000 al giorno, un risultato importantissimo raggiunto grazie ad un lavoro di squadra e organizzazione con le regioni ed il governo. Entro fine settembre, dice il generale, avremmo vaccinato l'80% della popolazione, vale a dire 55 milioni circa di italiani, compresi quelli nella fascia tra i 12 e i 15 anni. Bisognerà proseguire sulla collaborazione con le regioni, continuare con procedure flessibili per le prenotazioni ad agosto e mantenere il target delle 500.000 al giorno e privilegiare soprattutto le somministrazioni agli over 60 e ai fragili. Figliuolo indica nei prossimi mesi un progressivo assorbimento della struttura commissariale nella protezione civile verso una restituzione ai territori di regione e città per la gestione di tutti gli aspetti sanitari, coinvolgendo in primo luogo, come detto, pediatri, medici di base e farmacie. Sarà il governo a decidere entro il 31 luglio quando dovrà stabilire se continuare un nuovo stato di emergenza attraverso un regolare passaggio parlamentare.